Un grande mandi a tutti e benvenuti ad Aquile Libere. Ci troviamo a Concordia Sagittaria, siamo in primavera e per la festa del 3 aprile, per la giornata della Patria del Friuli, siamo qui nel mandamento di Portogruaro, nel cosiddetto Veneto orientale, che in realtà è il Friuli sud-occidentale, per parlare di Friuli nel territorio dove è forse più difficile essere friulani. Abbiamo deciso di partire da una città storica, quella di Iulia Concordia Sagittaria, che è un po' il riferimento per tutto il Friuli occidentale concordiese, ed è la prima figlia di Aquileia, faceva parte della Carnorum Regio, della regione dei Galli Carni, fin dai tempi della colonizzazione romana, e si sviluppò proprio sotto i Romani come stazione lungo le strade romane che si conservano ancora qui in piazza dove ci troviamo, che andavano verso la grande metropoli di Aquileia. Concordia Sagittaria diventa poi la prima figlia della chiesa di Aquileia, la prima diocesi suffraganea, fondata da San Cromazio di Aquileia nel IV secolo, all'incirca nel 389 d.C., quando il primo arcivescovo di Aquileia, San Cromazio, consacra il primo vescovo di Concordia e anche la prima cattedrale. Quella che vedete alle nostre spalle è invece la seconda cattedrale concordiese, che è stata ricostruita dopo la distruzione da parte degli Unni alla metà del V secolo. È stata poi dedicata a Santo Stefano, protomartire. E quindi siamo qui da questo territorio a parlare del Friuli, a parlare dei legami che questa terra ha anche con il Friuli da secoli, fino all'arrivo di Napoleone nel 1800 e qualcosa, quando il mandamento di Portogruaro venne scorporato dalla provincia del Friuli e aggregato a quella di Venezia. E siamo qui assieme a Lauro Nicodemo, che è il presidente onorario, lo storico presidente del Fogolar Furlan di Portogruaro, del mandamento di Portogruaro. E mandi, e grazie per la vostra partecipazione. E volevo parlare un po' di questo territorio, della vostra associazione, e volevo parlare prima di tutto della geografia di questi luoghi. Ecco. Questo è un territorio che, per effetto di avvenimenti storici, come tu avevi già accennato, che c'è stata la frattura, c'è stata la spaccatura, c'è stata la divisione con il Friuli storico quando ci hanno collocato con la provincia di Venezia. Non sto qui a sollevare tutte le questioni, perché altrimenti ci servirebbero delle giornate di riflessione, però dal punto di vista della geografia fisica si vede chiaramente che c'è stata una frattura, c'è stata una divisione, perché il territorio dalla montagna e il mare, da Livenza al Tagliamento e quindi da Livenza al Dimavo, era un unicum che aveva una sua omogeneità estremamente importante, e qui siamo proprio, abbiamo alle nostre spalle la cattedrale, che significa proprio quella che è l'unità del Friuli occidentale,
non solo dal punto di vista storico, perché qui avvenivano tutte le attività economiche storicamente vicino alle cattedrali, però ancora oggi noi abbiamo delle relazioni che sono sia di carattere sociologico con il Friuli, sia di carattere economico, ma soprattutto di carattere storico, come tu prima avevi accennato, ma anche dal punto di vista linguistico. Quindi questa geografia che abbiamo visto non è solo fisica, di fatto è stata frantumata, è stata rotta. Portogruaro e Pordenone sono qui a un tiro di schioppo praticamente. Noi siamo ormai Concordia, Portogruaro è una, diciamo, quasi città unica. Con Pordenone si arriva in un quarto d'ora, 20 minuti, pertanto se noi oggi pensiamo che questi territori sono collocati in quello che viene chiamata la città metropolitana di Venezia, che arriva da Chioggia, per fare un esempio, fino a Telio Veneto, che siamo qui nella zona proprio di confine con il Friuli Venezia Giulia, noi vediamo che di metropolitano non c'è assolutamente niente. Se intendiamo la città metropolitana dal punto di vista scientifico, ma non l'abbiamo nemmeno sul piano antropologico, sul piano delle tradizioni. Cioè, sfido di vedere un friulano come il sottoscritto con un chiogiotto, e io fortunatamente ho molti amici a Chioggia e vado ben volentieri a Chioggia perché mi trovo bene, però dal punto di vista culturale, dal punto di vista proprio anche delle relazioni, sono solo relazioni di carattere amichevole. Diciamo che la nostra civiltà è più continentale, è più mitteleuropea, è molto meno marinara, diciamo così. Anche se qui abbiamo magari il battistero bizantino, perché c'è stato il periodo in cui Concordia si è avvicinato di più verso il mare, quando si è formato poi la diocesi di Caorle, però di fatto le relazioni sono relazioni di carattere continentale. Parliamo anche un po' della storia, appunto. Io penso al fatto, ad esempio, che tutti questi territori, penso al comune di Portogruaro, penso anche allo stesso vescovo di Concordia, avevano una loro rappresentanza istituzionale, territoriale all'interno dello storico Parlamento del Friuli. Sì, questo è un fatto estremamente importante dal punto di vista storico, dal punto di vista proprio soprattutto in quel tempo, di quella che era anche la gestione dei territori, perché il Parlamento del Friuli è il primo Parlamento europeo, la possibilità delle rappresentanze territoriali all'interno del Parlamento, che dobbiamo però contestualizzarle, perché le rappresentanze sociali, ecco, forse c'era l'unicum che mancava in quel tempo, però dobbiamo collocarlo nel periodo storico ben preciso. Pertanto eravamo molto avanzati in sede di rappresentanza all'interno del Parlamento, e dobbiamo dire che è continuato fino poi quasi a non tantissimo tempo fa. Anche in questo caso fino a quando arrivò Napoleone, che in questo territorio ha creato più di qualche problema, nel senso che ha calato dall'alto i confini, ha soppresso le vecchie istituzioni patriarcali, il Parlamento e quant'altro. Sì, difatti la sofferenza di questo territorio è proprio dovuto alla divisione delle province, come le aveva fatte Napoleone, come le avevano intese in Francia, e che questo è andata a frantumare, come si diceva all'inizio, i territori. Poi c'è stato un tentativo referendario, almeno in alcuni comuni, Cinto ha raggiunto il quorum e quindi avrebbe tutte le carte in regola per ritornare in Friuli. Vedremo in futuro come la storia evolverà, ma vogliamo parlare anche per esempio della lingua, del posto? Sì, qui si parla il friulano concordiese, così chiamato, che parte proprio da Concordia con l'arrivo dei romani, con le bonifiche. Proviamo a immaginare che con le bonifiche qui a Concordia sono arrivati migliaia e migliaia di braccianti, di scariolanti, che ancora oggi è proprio la caratteristica antropologica di questa città, di questi paesi di sofferenza, paesi di lavoro in quel periodo, e tutte queste presenze e oggi con l'influenza veneta
sono andati a modellare quello che viene proprio chiamato friulano di Concordia, mentre quello concordiese sarebbe quello che termina con la A, che sarebbe anche definito il friulano di Pasolini, visto che abbiamo i 100 anni dalla sua nascita, che proprio quest'anno si ricorre la nascita. Che poi è il friulano, diciamo, occidentale, caratteristico un po' di quella che è la diocesi di Concordia, poi, che va dai monti al mare, dal Livenza al Tagliamento storicamente, no? Ed è per questa ragione che viene questo tipo di friulano, è il friulano più arcaico, è quello più antico, perché terminando le vocali come casa, ciasa, con la A e non ciase, per esempio, è quello che si avvicina più al latino, quindi è quello più antico. E questi sono impostazioni, sono ragionamenti anche di carattere linguistico che devono essere ripresi, perché diversamente la cultura attuale tende un po' a dimenticare questi percorsi. Sì, lo stesso Pasolini diceva fevelà furlan alle fevelà latin, no? Vogliamo parlare anche della cultura del posto, vogliamo parlare della vostra associazione anche? Ecco, la nostra associazione, il Fogolar Furlan del Portoguarese, che si chiama Antonio Pancera. Antonio Pancera è stato vescovo qui a Concordia, è nato a Portoguaro di una famiglia non nobile, e questo gli ha creato grandi problemi quando è diventato patriarca anche di Aquileia, ed è stato il patriarca che più ha collegato questi territori con il resto del Friuli, e questa è la ragione fondamentale per la quale noi abbiamo scelto il nome di questo patriarca, che ancora oggi abbiamo modo di vedere il suo lascito a Zoppola, che sono ancora i suoi discendenti della famiglia dei Panceri. Il nostro Fogolar è nato soprattutto perché 22 anni fa, 20 anni fa, 2000, è nato soprattutto perché volevamo recuperare quelli che erano i valori della friulanità, che non sono solo di carattere linguistico, ma sono di carattere sociologico, sono tutte quante le tradizioni, per creare un'area di dialogo. Oggi noi abbiamo le divisioni territoriali che sono ottocentesche, sono frutto di una filosofia di diritto pubblico chiaramente superate, e i dialoghi tra territori diventano sempre più importanti. Doveva essere, se era un'impostazione scientifica, il compito della città metropolitana, ma così come è stata costruita, un ente di secondo grado, un territorio definito, non fa capire assolutamente niente di metropolitano. Se noi oggi prendiamo delle persone che passano per la strada e gli chiediamo che cos'è la città metropolitana, nessuno è in grado di saperlo dire. Addirittura vorrei fare una forzatura, vorrei incominciare a chiedere coloro che fanno parte dell'assemblea della città metropolitana, visto che è un ente di secondo grado, che cosa siano riusciti ad ottenere, quali sono i programmi, quali sono le realizzazioni di una città metropolitana che è distante dal cittadino, è distante dalla comunità. Le comunità non riescono a capire il ruolo di queste istituzioni così come sono state determinate dalla legge. Va bene averle inserito nella Costituzione come ente locale, ma dovevano avere riferimenti scientifici molto più importanti, perché se noi andiamo a vedere in giro per il mondo o in Europa le città metropolitane, noi vediamo che quelle che abbiamo costruito in Italia di fatto non lo sono. Sì, diciamo sono realtà artificiali, ecco. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, vi ringrazio per il vostro contributo, vi ringrazio per la vostra attività in un territorio che è un po' difficile, che è, diciamo, il nostro Ampezzano, per fare un paragone con quello di Cortina, che vorrei dire è il nostro Ulster, vorrei dire è il nostro Donbass, per richiamare un po' l'attualità, ma insomma senza che peraltro ci siano mai stati
problemi di questo tipo, insomma, su questi nostri territori dove c'è comunque sempre un dialogo con tutti. Possiamo dire una cosa, una battuta, a noi piace le sfide che sembrano impossibili, questa è una di quelle, ma dopo 22 anni che stiamo dicendo queste cose, noi vediamo che piano piano, proprio in questi giorni, ci sono consigli comunali che vanno ad aggiungersi a 3 comuni che hanno già deliberato l'appartenenza territoriale alla lingua friulana, che è Teglio, San Michele e Cinto Maggiore. Oggi viene, tra poco, la prossima settimana, sarà aggiunto il comune di Portoguaro, Gruaro e anche Fossata di Portoguaro. Ecco che se si è presenti nel territorio dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista istituzionale, poi alla fine qualche risultato, seppur con fatica, arriva. E quindi vi ringrazio anche di questa anteprima, di questa grande notizia che anticipa l'allargamento di quello che è l'area di zonizzazione friulanofona anche ad altri ulteriori comuni rispetto a quelli già zonizzati all'interno del mandamento per la lingua friulana. Quindi grazie di tutto e niente, un augurio a tutto il Friuli, a tutti i friulani, a tutti i friulanofoni di buona giornata del Friuli per il 3 aprile. Mandi a tutti. Aquile dal Friul, moviment politic furlan. Has tu mai pensat che tu podaressis propit fa un regalo a es aquilis? Il moviment al si sta slargiant e alla di bisogna anche di te. Tantis gotis, anche picciulis, a fasin il mar. Se stu picciul, anche di euros a puedin iesi di grant zovament pe vite des aquilis. Se stu grant, parleci il to regalo al squen sta sot dal limit dai 500 euros. Vuelis tutte serati? La to part pal 2022 non è cresciuta e reste di 20 euros. Dome paraderia al movimento squenis anche compilà il modul parzontati. Per info e modulistiche privacy mande un'email a coordinatore gubanute aquiladelfriuli.org. Paiti versaments, stant attenta e causal, dopre che stiban. IT, vot 6, P, nule, 5, 4, vot 4, 6, 5, nule, 1, nule, C, nule, 5, nule, 1, nule, 3, vot 3. Grazie parchest tometiti al servizi dal Friul. Buenis fiestis. Aquile dal Friul. Il partit dal Friul.